Buonasera a tutti, bentrovati. Puntata speciale quest'oggi perché avremo modo di avere una testimonianza che ci permetterà di guardare ancora una volta al mondo dello sport, anche in parallelo col mondo imprenditoriale, ma attraverso la visione di un figlio, di un ragazzo che cresce quando il padre si dedica a questa attività. Con me Matteo Marroccu, ben trovato Matteo. Ciao Vittorio. Ciao. Matteo Marroccu è il figlio di Siro Marroccu e Siro Marroccu è il padre, possiamo dire, della Villa Cidrese, è una realtà straordinaria a livello calcistico, ma se vogliamo anche una realtà che ha portato Villa Cidro al centro dell'attenzione per mille motivi, anche con mille opportunità derivanti da questo, e che quindi rappresenta comunque un esempio che oggi cercheremo di analizzare a fondo, con tutto quello che è capitato, perché chiaramente in tutte le esperienze ci sono anche le difficoltà del neofita, di chi si ritrova improvvisamente al centro di una meravigliosa favola che poi ha però anche i suoi risvolti reali. Così, assolutamente sì, assolutamente sì. È stata, mi piace pensare che è ancora una bellissima favola quella della Villa Cidrese. Di sicuro in un paese piccolo come può essere Villa Cidro con 15.000 abitanti, ciò che è Villa Cidro, papà con la Villa Cidrese, tutte le persone, che poi bisogna essere sinceri, se papà ha fatto tutto questo nel calcio è perché anche ha avuto a fianco delle persone che sono state in grado di dargli una mano, di sostenerlo, e sicuramente quello che abbiamo fatto e che ha fatto è un qualcosa di molto importante, perché poi abbiamo raggiunto traguardi sportivi importanti che inevitabilmente, come sempre accade, hanno anche dei risvolti sociali e si portano dietro tanti bellissimi ricordi per chi li ha vissuti da vicino, ma anche tantissimo per i tifosi, no? Quando si dice che puoi aver avuto anche mille problemi, ma poi rimane scritto quello che hai fatto, ed è sicuramente un qualcosa di molto importante. Questo inorgoglisce. Matteo, hai detto quella che è stata e quella che è, perché tu non, senza indugi, hai preso l'eredità della Villa Cidrese. Sì, assolutamente. Non solo senza indugi, ma anche, diciamo, ho preso l'onere di voler portare avanti la società, ovviamente con delle prerogative differenti rispetto a quelle che erano prima, ma anche i tempi sia economici che sociali sono un pochettino differenti rispetto a quei tempi lì, quindi con piacere adesso sono il presidente della, diciamo, rinascita della Villa Cidrese. Oggi partecipiamo al campionato di promozione, lo facciamo anche cercando di fare tesoro di tutta quell'esperienza che abbiamo fatto e che ho fatto anche se ero giovane in quegli anni, quindi cercando di farlo con la massima professionalità, sempre non dimenticandoci che siamo dilettanti e che il principio cardine è la passione e la voglia di divertirsi, che non deve mai mancare, io penso, anche nei professionisti. Ecco, hai già anticipato un tema, perché io che seguivo la Villa Cidrese di quegli anni mi ricordo di te bambino, piccolissimo, che giravi intorno, curiosito, che stavi ad osservare. Ecco, com'era agli occhi di un bambino quel progredire, quel passare da una stagione all'altra, quel vedere prima calciatori importanti regionali e poi calciatori importanti anche interregionali, vedere il Cagliari che arrivava a giocare con la Villa Cidrese in amichevole e molte volte pareggiare o perdere, è anche capitato. Anche se ero un bambino, ho ricordi anche di queste sfide bellissime, dove nonostante comunque da sardo si tifi anche sempre Cagliari, io tifavo per la mia squadra per la Villa Cidrese, quindi lo vivevo con un agonismo importante e chiaramente ero molto contento e felice di quando capitavano queste sfide, e sono capitate negli anni veramente parecchie volte, perché poi la vicinanza a Cagliari-Villa Cidro è comunque un livello buono di calcio a Villa Cidro, dava l'opportunità al Cagliari di fare diciamo delle amichevoli. Sicuramente è stato bellissimo per noi, perché già comunque lo poteva essere per chi poteva realizzare da persona adulta quello che stava avvenendo. Per un bambino è un sogno, cioè viverlo in prima persona ancora di più, quindi ricordo con enorme piacere, anche parlando sempre delle amichevoli, ricordo un 4-3 per la Villa Cidrese con doppietta di Mario Fada, il Cagliari di
di Olivieri, poi l'hanno purtroppo retrocessi anche il Cagliari in Serie B, quindi figuriamoci cos'era per me, cioè io vivevo con quei ragazzi, con quei calciatori che peraltro mi volevano bene, perché effettivamente io sempre stato attorno, ho sempre vissuto la squadra in prima persona anche da bambino, e quindi anche i ragazzi, i giocatori mi volevano un gran bene, perché ero sempre lì in mezzo a ficcare il naso nel gruppo, e quindi sicuramente sono dei ricordi fantastici. Qual è il calciatore con cui avevi legato di più? Sono tanti, è difficile. Diciamo che noi, per esempio, mi viene da ricordare tanto Mario Fada, perché Mario, oltre che il talento indiscusso come Fenomeno. calciatore, sicuramente ha raccolto Buonasera, direttore. calcisticamente. Ciao Francesco, un altro grande mister. È veramente grande Francesco. Assolutamente. Glielo anticipo, visto che sta seguendo, toccherà anche a lui prima o poi venire qui, perché ritengo che abbia tanto da raccontare. Ha vinto tanto. Ha vinto tanto, e peraltro legato al mondo dell'imprenditoria sì, ha un parallelo veramente interessante. Molto molto importante. Sì, io dico Mario perché forse Mario intanto ero ancora veramente molto piccolo, e quindi l'ho vissuto come, lo chiamavo Super Mario, e poi sicuramente un giocatore di talento importantissimo, che ha raccolto probabilmente molto meno di quello che erano i suoi valori, e quindi li voglio molto bene, e li volevo tanto bene come tifoso e come suo tifoso. Ma sono tanti, io ricordo nel più recente passato di quei livelli, lo stesso Matteo Mancosu, che poi ha fatto dopo la Villa Cidrese un excursus calcistico molto molto importante. Ne avete battezzato diversi, anche Bombaggi è passato da voi. Anche Francesco, assolutamente. Peraltro Francesco è sposato a Villa Cidro, quindi diciamo che non possiamo dire di non aver lasciato il segno nella sua vita, al di là del calcio. Francesco è un ragazzo lo stesso splendido. Devo dire che per tutta la carriera calcistica, quella che ho avuto modo di toccare con mano maggiormente, posso parlare in maniera non troppo positiva di pochissimi ragazzi. Abbiamo sempre avuto dei bravissimi ragazzi, delle persone, dei professionisti seri, e delle persone che amavano anche il paese, lo sapevano vivere, e anche la società la sapevano vivere nella sua integrità, cosa che poi interessa, cosa che poi non è anche abbastanza rara, perché oggigiorno, sai, come si dice, il classico mercenario, tra virgolette, è sempre più consueto trovarlo. Invece noi, devo dire che tranne qualche caso che capita a tutti, abbiamo trovato sempre dei ragazzi splendidi. Posso dire l'esatto contrario, che sono stati momenti nella storia della Villa Cidrese dove i giocatori sono presi carico delle difficoltà della società alla pari della società. Assolutamente sì, diciamo che ci sono stati momenti storici dove la società era in difficoltà, sicuramente, ripeto, a parte qualche caso particolare, abbiamo trovato delle persone comprensive che comunque sì, hanno capito qual era poi la situazione, e hanno anche capito, io dico che nella vita come anche nello sport ci si può trovare in difficoltà. La differenza la fa come si vivono le difficoltà, sia da entrambe le parti. Oggi si educa alla resilienza, no? Assolutamente. Quindi sì. Questa è una forma di educazione alla resilienza, quello che stai... Assolutamente sì. La differenza la fa quello, cioè il fatto di capire il perché ci si è trovati in difficoltà, e anche l'approccio che ha, cioè quando tu trovi una proprietà che è lì con te, che è in reale difficoltà, che non sta bluffando, che non ha fatto uno sperpero magari di denaro, fatto investimenti sbagliati, semplicemente in quel momento non ce la fa. Chiaramente, se ci sono dall'altra parte delle persone che comunque sono in difficoltà, perché quando qualcuno ha degli impegni e poi li disattende, chiaramente poi a catena certo, trovi delle difficoltà, che però capisce che sono cose che sono avvenute per casi diversi da quelli che è lo sperpero e il menefreghismo. Se trovi delle persone intelligenti, come è capitato per grande parte del gruppo, diciamo che fa piacere, e poi si è cercati di andare avanti comunque. Peraltro sul campo non siamo neanche mai retrocessi. Se ti dico Bernardo Mereo, cosa mi dici?
Assolutamente un pezzo di storia fondamentale della società, una persona che io sono un po' cresciuto, il mister ha un figlio che è quasi mio coetaneo, un anno Ricky, ha un anno in meno di me ed è un amico per me, perché alla fine il mister ha lavorato a Villacidro, se non vorranno almeno 5-6 anni, vincendo 2 campionati importantissimi per la storia della nostra società, perché vinse il campionato di eccellenza nel 98-99, quindi proiettandoci verso l'interregionale, allora l'interregionale, e poi in maniera del tutto inaspettata, creando un gruppo che era forse tra quelli meno costosi della storia della Serie D della Citrese, e portandolo in Lega Pro. Quindi non possiamo che ringraziare il mister e ripeto, per tutto quello che sia sportivamente che umanamente ha saputo dare alla nostra società, e anche perché gli ha dato quel taglio professionale, vista la sua esperienza, che magari noi potevamo in quel momento non avere. Cioè lui veniva da esperienze di Serie C importanti, quindi ha aiutato anche sotto il profilo manageriale la nostra società a crescere, diciamo. In qualche modo possiamo dire che questa riconoscenza l'avete manifestata anche concretamente. Racconto l'episodio. Un'estate il Cagliari di Cellino tentava di avere una squadra di C2, in questo caso di Lega Pro, per poter fare quello che oggi fa Olbia con Cagliari. Contattò la Villa Cidrese, quale migliore realtà per far crescere i giovani del Cagliari all'interno della Villa Cidrese. Ciò che chiedeva Cellino era che l'allenatore non fosse Bernardo Meleo. L'accordo non si fece perché l'allenatore doveva essere Bernardo Meleo. Assolutamente sì, diciamo che se devo dire un qualcosa che riconosco come tantissime altre cose a mio padre, è quello di aver avuto sempre la coerenza di dare valore ai meriti delle persone, e in questo caso il mister non meritava una non riconferma, nonostante per papà sarebbe stato togliersi un onere molto importante sia sotto il profilo organizzativo che economico. Ha prevalso la riconoscenza rispetto magari a una non scelta. è una storia che conoscono in molti questa. No, assolutamente no, assolutamente. Infatti mi fa piacere diciamo, l'assist che mi hai dato, perché io lo ricordo, anche se ero un ragazzo, lo ricordo perfettamente. Ricordo anche una persona, peraltro, chi avrebbe dovuto allenare la Villa Cirese era Meris, che era Giorgio, una persona peraltro splendida. Ma infatti il problema non è legato alla comparazione delle persone, assolutamente. era legato al fatto che alla riconoscenza che mio padre giustamente ha voluto dare al mister. Ma guarda, quelli personaggi appaiono che sono dei veri e propri miti. Vedi, non ho citato Pierluigi, ma non che fosse il meno di Mario. Ne passano tanti, poi ci soffermiamo a vederli. Concludiamo, cioè non si fece niente per questa ragione. Per questa ragione. Sicuramente è stato un'opportunità da uomo di mio padre di dimostrare che la riconoscenza nella vita è una qualcosa di importantissimo. Sicuramente per la società magari è stata un'opportunità mancata, chi lo sa come sarebbe andato, magari oggi facevamo ancora i professionisti. Poi è vero che il Cagliari è passato di proprietà, quindi magari i ragionamenti sarebbero stati differenti. Mi piace pensare che sia andata bene così, anzi di sicuro è andata bene così, perché seppur sarebbe stata un'opportunità sia per il paese che per la società quella di passare, diciamo, sotto l'ala protettiva del Cagliari, probabilmente non avremmo vissuto tutti quei bellissimi successi che abbiamo potuto vivere in prima persona, perché l'anno era, mi pare, 2006-2007-2008, venivamo dalla stagione precedente dove avevamo vinto i playoff di Serie C, tant'è che ci aiutò anche il Cagliari per cercare di fare già quell'anno la Lega Pro, poi non ci ripescarono con uno scandalo incredibile, ripescarono per la 7ª volta consecutiva il Castel di Sangro. Mi ricordo questa storia. Incredibile. Intanto mi fa piacere un'altra cosa, che la gente stia scoprendo Matteo come personaggio, perché
chiaramente uno pensa, ma sai, si conosce Siro, si pensa che poi i figli siano sempre un po' soffocati dalla figura del padre, invece qua stiamo scoprendo una persona che... Quanto hai imparato dal calcio? E quanto hai imparato da quegli anni? Tantissimo, devo tantissimo, non dico tutto perché sarebbe sbagliato, ma veramente tantissimo dal calcio, dallo sport, perché mi ha dato intanto una capacità organizzativa importante, mi ha insegnato anche da atleta, perché giocavo nelle giovanili, sino alle juniores nazionale, che nella vita ci sono delle regole. Io lo dico sempre anche ai genitori del nostro settore giovanile, cioè è importante fare sport e io reputo che sia ancora più importante anche quello di squadra perché ha tre caratteristiche importanti che sono le più educative del mondo. Intanto sul sociale non è uguali. Non è uguali. Ti insegna che nella vita ci sono delle regole e che senza poterle rispettare non puoi raggiungere un risultato e soprattutto ti insegna che per raggiungere il risultato bisogna fare squadra. Sono tre cose che nella vita, se non fai sport, fatichi tantissimo a comprendere e a vivere, e invece quando fai sport senza rendertene conto, le acquisisci e poi ti servono tantissimo per la vita. Quindi Matteo ha riassunto i tre principi che avevano portato a fine 800 a inserire lo sport all'interno dei college. La ragione era proprio questa, il fatto che ci fosse la possibilità attraverso il divertimento, sport vuol dire divertimento, di insegnare quello che poi nella società è fondamentalmente importante saper fare. Quindi ha centrato queste tre cose. Ne approfitto per dire un'altra cosa che probabilmente molti non sanno. Villacidro è una storia importante anche per il Cagliari, perché non credo lo sappiano in tanti, è stato il primo ritiro del Cagliari. E non si sta parlando del primo ritiro del Cagliari negli anni 50-60, ma nel 1930, quando un certo Ernst Erbstein, che è poi l'allenatore del Grande Torino, quello che morì nella tragedia di Superga, introdusse nella storia del Cagliari il ritiro appunto e non solo, la cura per l'alimentazione. E sembra che quando stava a Torino si faceva arrivare ancora la frutta e la verdura direttamente da Villacidro, che riteneva fosse uno dei territori dove frutta e verdura erano più genuine per il Toro, per la grande squadra che poi morì a Superga. Addirittura, questa non lo sapevo assolutamente, bella storia, non lo sapevo assolutamente, sì. Diciamo che il paese guarda chi c'è, Super Mario. Grande Mario, grande Mario. Non avevo dubbi che oggi avresti calamitato l'attenzione di quelli che sono passati a Villacidro. Gli amici, io li reputo tali. Adesso sono rimpatriate, ne avete fatto qualcuna? No, però non l'avete mai pensata? Perché la Villacidrese potrebbe anche fare, appena si potrà riprendere a giocare un qualcosa di simile. Certo. Abbiamo fatto un qualcosa di simile per ricordare un carissimo amico che purtroppo non c'è più, grazie anche all'attuale DS della squadra, che è Luca, che giocava, siamo riusciti a fare questo memorial dove tanti ragazzi come Mario, come Pierluigi sono riusciti a raggiungere lo stadio, quindi a fare questa sorta di gara. Nicola Ruggeri, tantissimi giocatori che sono passati. Abbiamo fatto una sorta di riampliata, non intesa come tale, ma era per ricordare un carissimo amico che non c'è più. Dovremmo farla con i maialetti come si cucinano a Villacidro. Sì, quella sicuro, questa è una promessa in diretta che non possiamo disattendere. Ritorniamo indietro, ritorniamo alla Villacidrese che nasce con un solo dirigente fondamentalmente, perché poi quando si fa il dirigente di paese, chiamiamolo così, non è che serva tanto. Serve un presidente, qualcuno che se ne occupi, 2 o 3 segretari che sono sempre nell'entourage. Il problema qual è stato, Matteo? Che questa piccola società si è trovata nel giro di pochi anni a essere catapultata nel mondo del professionismo. Assolutamente sì, e quando si dice che la passione fa tutto, nel nostro caso ha fatto veramente tutto o quasi, nel senso che è chiaro che la voglia, la passione, devo dire anche le capacità, perché poi a prescindere dalla passione comunque capacità ne devi avere, sia di coinvolgere che anche sportive, anche di coinvolgere le quella è la capacità principale di tuo padre, secondo te?
sicuramente, oltre che è stata quella di saper coinvolgere, saper catalizzare tantissimi amici che gli hanno dato una mano importante a livello economico, che gli hanno permesso di portare avanti quella che era la sua passione, quella che era il suo sogno. E poi comunque papà è sempre stato, ed è ancora, è un entusiasta, quindi quella è una dote imprescindibile per il successo, sia nello sport che nella vita, e lui lo è. Poi sempre quella capacità di sapersi rimodulare anche nelle difficoltà, nonostante la tantissima preoccupazione, questo anche quando le difficoltà non erano di carattere prettamente economico, anche sportivo. Ci siamo trovati in situazioni dove si rischiava di retrocedere. La sua capacità è sempre stata quella di dare un segnale distensivo, di tranquillità e di serenità, che poi ci ha portato nella storia del Cerese, possiamo vantare, tranne purtroppo nella mia recentissima storia una volta, la Cerese non è mai retrocessa nella sua storia. Questo è Di 40 anni, sì, non è mai retrocessa sul campo, tranne una volta nella mia recentissima storia. Però ci siamo... E cosa hai sbagliato? Cosa hai sbagliato? Ma non avevamo grandi risorse, sicuramente abbiamo, quindi quello un po' ci ha penalizzato, e poi chiaramente ero ancora un pochettino inesperto, certi errori non li ricommetterò. Poi è stato a volte anche un caso, lì siamo stati sfortunati, avevamo ricreato questo gruppo con tantissimi amici che mi hanno dato una mano, che giocavano, e l'anno si sono fatti male tantissimi ragazzi che erano importantissimi sia per me che per il gruppo a livello sportivo, e quindi siamo stati un po' sfortunati, però sono gli stessi che poi ci hanno riportato l'anno dopo. Famiglia Marocco, perché poi qua ci sono intrecci di ogni tipo, perché poi la famiglia Marocco è importantissima anche sul piano politico. Quanto la famiglia Marocco ha preso da Villacidro e quanto ha dato a Villacidro? Ma sicuramente papà, ma dire una cosa che sposo in pieno, è che senza ombra di dubbio forse lui è convinto di essere riuscito a dare molto meno di quanto ha ricevuto, nonostante abbia dato tanto. Sicuramente sia al partito a cui fa riferimento lui, sia al paese. Il paese l'ha sostenuto. Tutto quello che è riuscito a fare nella sua attività politica e sportiva, sicuramente in tutto quello che lui è riuscito a fare, il paese ha giocato una, un ruolo di assolutamente protagonismo. Nella politica l'ha sempre sostenuto tantissimo, tant'è vero che nelle sue svariate elezioni, ma in due in particolare, è stato il più votato della Sardegna, nonostante venisse da un paese piccolo come Villacile. Voglio dire, di norma uno che è un candidato su Cagliari dovrebbe prendere un consenso molto più ampio, e lui in realtà in assoluto è stato per più volte uno dei più votati, quindi il paese l'ha sostenuto in tutto e per tutto. Sotto il profilo sportivo uguale, ma è stata una crescita che è andata di pari passo, cioè la crescita professionale e la carriera politica di mio padre poi è andata di pari passo con quella che era la crescita sportiva e l'espansività che ha avuto la società nel crescere e poi arrivare sino ai professionisti. Sicuramente il paese e il territorio ha avuto un ruolo importante per la sua carriera politica e poi quella sportiva. Dico una cosa un po' cattiva, forse nel momento più negativo. Lo puoi dire da figlio in questo caso, perché magari tuo padre non direbbe mai. No, certo, però io, diciamo, siccome vivo in pace un po' con tutti, mi sento di dirla e lo faccio, tanto non credo che se la prenda. A volte lo dico da figlio perché sono cose che mi sono dispiaciute tanto. Quando tu hai un ruolo politico come quello suo, chiaramente come ricevi tanto e riesci anche a dare tanto. Nel momento più difficile che abbiamo passato, devo dire che in tanti ci hanno aiutato e sono stati, diciamo, grati anche nei momenti migliori dell'aiuto che hanno avuto, e invece ho notato anche parecchia ingratitudine.
E questo, più che ovviamente crearti un problema particolare, un pochettino dispiace, anche moralmente, perché a volte non è tanto l'aiuto economico, che comunque è importante, in quella fase lo era, ma anche soltanto la pacca sulle spalle e non far sentire un uomo che aveva dato tutto e che di sicuro non si è arricchito dalla politica, perché vive una vita molto onesta rispetto magari anche a tanti altri colleghi che hanno avuto quella carriera, di non sentirsi solo. E devo dire che forse, anche se lui non l'ha mai ammesso, in alcuni momenti si è sentito solo. Io l'ho visto in momenti, anche se lui è uno sempre molto sereno, mi vicenda anche delle lacrime, l'ho visto in momenti dove era veramente in difficoltà e avrebbe avuto bisogno di qualcuno che ha avuto tanto, che gli avrebbe anche semplicemente dato una pacca sulle spalle. Sarebbe servito. Senti, i figli abitualmente poi pagano insieme alla famiglia anche i grandi impegni di un genitore. Hai già detto di Siro politico, hai già detto di Siro presidente della Villa Cidrese, chiaramente questo porta anche a essere parecchio assente da casa. Come la famiglia ha vissuto questo? Diciamo che noi è proprio una famiglia politica, anche mia madre è stata Lo sindaco, so. più volte vice sindaco del nostro paese, e quindi devo dire che da bambino hai più difficoltà a capire, perché ti manca, ti manca. Da grande ringrazio tantissimo il loro impegno politico e il loro costante impegno anche lavorativo, perché ci ha dato una lezione di vita importante. Cioè, noi abbiamo tutti in famiglia, tranne Nico che sta finendo di laurearsi, il più piccolo dei miei fratelli, abbiamo sempre avuto bene a mente quali erano i nostri doveri e la volontà di lavorare, di doverlo fare tutti i giorni con costanza e con impegno. E quindi il loro tantissimo impegno, se è quindi un po' la mancanza a casa, perché per ovvi motivi di carattere, ci ha saputo insegnare un qualcosa di fondamentale, che è quello che nella vita, per raggiungere dei risultati, devi lavorare tanto, devi impegnarti, a volte anche a discapito di guadagni non so di quale genere, più che altro perché si vive anche d'altro, e quindi la Villa Cidrese, mio padre non si può dire che si sia arricchito nella Villa Cidrese, cioè, ha dilapidato tantissimi soldi, quindi è stato da bambini una mancanza che ci è dispiaciuta, anche se non ce l'hanno, hanno sempre fatto di tutto per evitare che la vivessimo in maniera molto negativa, anzi. Poi da grande invece ringrazio, perché quell'assenza ci ha saputo dare un insegnamento di vita molto 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 importante, che nel quotidiano e nella vita nostra di oggi ci portiamo appresso come bagaglio indiscutibilmente fondamentale. Mi dicono di te, perché poi io sono un ficcanaso, che hai smesso in modo repentino di essere bambino, cioè che se il risultato è essere un bambinone disincantato in compagnia, ma il giorno che decidi di dimostrare le tue qualità ci hai messo 2 giorni a far dimostrare a tutti che eri il più bravo. Ah no, vabbè, più bravo no, no. Che eri più bravo di altri che venivano quotati, che ti ritenevano nel secondo piano. Ah sì, ma allora diciamo che io a volte ci sono questi usi comuni o questi pensieri comuni, che siccome sei magari in questo caso il figlio di un politico, sei solo il figlio del politico. Io invece, nonostante vada molto fiero di essere il figlio dell'ormai un ex politico, ho sempre cercato di dimostrare che ero innanzitutto Matteo. Poi con grande orgoglio anche il figlio di un politico rilevante a livello regionale, ma Matteo. Quindi se sto facendo un qualcosa nella mia vita, comunque devo dire che lo devo tantissimo a loro, perché in tutto e per tutto, perché, ripeto, come dicevo prima, mi hanno saputo insegnare quei valori che è anche di impegno, di attenzione nelle cose, anche con l'espansività, anche il parlare è un po' di lezione politica, quella mia, e quindi sicuramente
tutto quello che oggi sto cercando di essere, non ho ancora fatto nulla, 34 anni, ho una vita lavorativa davanti enorme. Però hai già avviato una buona impresa, sei diventato un imprenditore, hai rischiato in proprio, ti sei esposto, hai fatto delle scelte, non è da tutti. Assolutamente, no, questo anche mio fratello. Ma anche Andrea lo dice. Ciao Andrea, devo dire che assolutamente. Giuseppe vuole che riportare in D. Speriamo, Peppe. I sogni sono lì per potersi Guarda realizzare. un po', hai risvegliato Villacidro. Vedi. Mi fa molto piacere. È pieno di amici che c'è sempre la voglia di tornare a essere un po' grandi, poi chi lo sa, l'appetito viene mangiato. Villacidrese più Aro uguale cosa? Devo dire che se la Villacidrese ha fatto tanto per lo sport di Villacidro, Fabio ha fatto tutto per lo sport di Villacidro. Fabio è un ragazzo che veramente coetaneo, giusto? Sì, no, un po' più piccolo. Sì, un po' in qualche anno, è più coetaneo del mio secondo fratello, di Luca. E anche di Nicola, più o meno siamo lì in mezzo. Mi sa che nel 91 Fabio si fa del random, sì. Ho un fratello del 92, uno dell'89, quindi più o meno è un ragazzo splendido che ha dimostrato a tantissime persone. Noi parliamo, per noi sardi è sempre più difficile emergere, perché un po' paghiamo l'insularità e quindi nel pagare l'insularità paghiamo anche delle difficoltà che quella si porta per forza appresso. Siamo comunque un popolo con una densità bassissima, quindi 1,5 milioni, forse neanche adesso in tutta la Sardegna, che ha tantissime qualità, però purtroppo può esprimere meno potenzialità, perché chiaramente ha i mezzi inferiori rispetto a quelli che c'è. Se pensiamo che in città come Milano c'è il triplo della popolazione sarda in un'unica città, capiamo che per un sardo emergere come ha fatto Fabio è un qualcosa di 20 volte più straordinario rispetto a quello che qualsiasi altro sportivo che ha raggiunto quel livello, che però aveva mezzi diversi, poteva avere la possibilità. No, è perché Villacidro è in salita, che è abituato a fare cose importanti. Probabilmente anche quello l'ha aiutato. E quindi Fabio è un ragazzo che ha portato a livelli incredibili il nome di Villacidro, e devo dire che lo ringrazierò sempre, perché non c'è molte volte si vedono degli sportivi anche che raggiungono questi livelli importanti e non menzionano più il suo paese, non perché se lo dimenticano, perché pensano probabilmente che non è importante. E Fabio ha sempre capito quanto invece per noi era importante che lui dicesse che era di Villacidro, quindi l'abbiamo sempre vissuto con un orgoglio enorme, e sono sicuro, oggi è notizia di oggi che ha firmato per la nuova squadra. Io faccio tantissimo il tifo per lui, sono convinto che ci sarà un pronto riscatto, perché quando ci sono i valori. Matteo, quanto è importante nella gestione di un gruppo, sia a livello sportivo che aziendale, mettere vero interesse per le persone? È di fondamentale importanza per tutte le persone del gruppo. E sotto un certo punto di vista sono tutte importanti alla stessa maniera, e bisogna farle sentire tutte importanti alla stessa maniera. Io lo dico sempre anche nello sport, anzi principalmente nello sport in questo caso specifico, il rispetto per le persone che ci aiutano, per il magazziniere, perché va lì a pulire lo spogliatoio. Tutti sono fondamentali in un gruppo, in una catena, che se si interrompe ha un anello debole, non funziona. E quindi quello che chiede Andrea, lui lo sa bene perché me lo insegna, è di sicuro fondamentale per il successo, ma anche per le buone abitudini che forse in questa vita, in questa società si stanno perdendo. Senti, cambiamo argomento. Secondo te quanto certe squadre, anche a livello professionistico di alto livello, hanno sfruttato il fatto di essere squadre di imprenditori e viceversa? Quanto gli imprenditori molte volte hanno sfruttato le loro esperienze da dirigenti sportivi? Io penso nella totalità delle cose.
in tutte le società a livello professionistico, ma penso anche a livello professionistico intendo come A e B, e anche a livello professionistico di C, come anche di D in alcune realtà importanti. Se andiamo a vedere, quasi la totalità dei presidenti è un imprenditore. Anzi, nella totalità dei casi è un imprenditore dei svariati settori, ma è un imprenditore. Specialmente a certi livelli, ma anche a livelli più bassi, l'esperienza imprenditoriale è un qualcosa di imprescindibile per il mondo sportivo odierno. È vero che però, io lo posso dire nel mio caso, riuscire a livello imprenditoriale, l'esperienza sportiva è fondamentale per riuscire anche a livello imprenditoriale. Ti porti tanto dello sport nell'impresa, come chiaramente porti tanto dell'impresa nello sport. Porti tanto dello sport nell'impresa quando devi costruire una squadra di lavoro, nell'armonia che quella necessita, anche mettendo tutti al centro di un progetto reale, e questo te lo dà tantissimo lo sport. La caparbietà, la voglia di raggiungere un qualcosa nello sport è tutto, non puoi prescindere da questo. Se lo porti nell'azienda puoi riuscire, puoi avere delle opportunità maggiori di portarle a casa, come invece nello sport portare quella mentalità imprenditoriale, anche nella ricerca semplicemente del marketing, della pubblicità, di avere un'organizzazione che ti dia una visibilità che è importante nell'imprenditoria, lo è anche nel calcio. Una cosa che riconosco, anche parlando di calcio, a Giulini, l'attuale presidente, seppur ha fatto sicuramente anche magari degli errori che possono fare tutti, che hanno commesso anche i migliori a livello sportivo, non penso per il male del Cagliari, ma semplicemente per errori di valutazione, è quello di aver comunque magari migliorato sotto il profilo dell'immagine a livello marketing il progetto Cagliari, tant'è che nei social è più presente, è aumentata a dismisura, quindi quello l'ha probabilmente preso un po' dall'aspetto imprenditoriale. Poi niente da dire. Adesso ti faccio una domanda legata a questo. Tra il calcio che hai vissuto tu, passione, determinazione, abnegazione, ma se vuoi anche tutto concentrato su un'organizzazione che era limitata a pochissime persone, e il calcio che è azienda, dove tutto è programmato, tante persone, tante risorse, obiettivi da cogliere che diventano quasi... certo. Ecco, le due cose insieme, secondo te, vanno d'accordo? E secondo te nel calcio di oggi quanto vanno d'accordo? Cioè, esiste la possibilità di pensare che in una società ci sia anche la passione, se vuoi l'incoscienza della Villa Cedese di un tempo? Diciamo che... per alimentare proprio la passione, cercando di essere anche ben organizzati. Certo. Mi rendo conto che è sempre più rara. Però è quel connubio che se si riesce a ricreare è di sicuro vincente, senza ombra di dubbio. Però mi rendo conto che è sempre più rara, ma questo non penso solo per il calcio. Penso che più che altro ci sia una perdita di valori importanti a livello sociale, e che inevitabilmente il calcio ne sia coinvolto. Questo quindi non è soltanto per il calcio, per lo sport in genere. Quando si perdono dei valori, si perde un po' di passione, si gioca solo per i soldi o solo per la propria visibilità, perdendo di vista quella che invece dovrebbe essere il principio cardine dello sport, perché poi alla fine non bisogna dimenticarsi che se anche a livello di Serie A, io penso che qualsiasi tipo di giocatore, anche di dirigente, non dovrebbe mai dimenticarsi che se per loro il calcio è anche motivo di reddito importante, per lo sportivo e per il tifoso è sempre lo stesso, certo. È quello della passione, certo. Di voler tifare per te, e quindi quello non devi mai perderlo di vista, perché molto probabilmente... Pensi che si stia perdendo di vista? Assolutamente sì. Mi rendo conto che si sta perdendo di vista. Tu imprenditore a Villa Cidro, oltre che tu presidente della Villa Cidrese, nelle cose che fai, quanto pensi all'onore che porti al territorio?
o al disonore se ne potevano male? Io ci tengo tantissimo, e non dal punto di vista dell'immagine, nel senso che l'immagine, tanto l'immagine te la creano sempre gli altri, tu puoi fare di tutto, poi è sempre l'opinione che hanno gli altri di te che in alcuni casi nell'opinione pubblica fa la differenza, poi chi ti conosce veramente sa chi sei e come vivi le cose. Personalmente cerco di fare sempre tutte le cose perché possono dare lustro alla mia azienda, alla nostra azienda che ho l'azienda con un socio, e anche alla nostra società, e di farlo dando valenza al territorio e dando importanza al paese, cercando di dare un segnale di una comunità che è una comunità attiva, una comunità che ha voglia di fare, anche sotto il profilo imprenditoriale, quindi dinamica, e che ha dei collaboratori, perché io dicevo, faccio impresa, sì, in realtà la faccio con i miei collaboratori, cioè, loro vanno in giro a fare le manutenzioni, e lo stesso faccio sport, in realtà lo faccio con i mister, con i responsabili del settore giovanile, con il magazziniere, con tutte quelle persone che mi permettono di farlo, quindi io non faccio altro che aiutarle e unirle assieme, cercando di coordinare il più possibile nella maniera più serena e più propositiva possibile, facendo quello che ovviamente dovrebbero, penso, fare tutti gli imprenditori, squadra. Non funzionano più gli imprenditori di vecchio stampo, quelli che impartiscono ordini, e io penso che non si debbano impartire ordini, ma si debbano dare indicazioni, e che le stesse possono essere anche suscettibili di cambi quando hai dei collaboratori e delle persone, ripeto, quindi è uguale sotto questo profilo lo sport e il calcio, delle persone in cui tu credi tanto che ti sanno dare a volte dei feedback importanti e delle indicazioni a cui tu non avevi pensato, che poi si reputano e si dimostrano fondamentali per la riuscita in qualcosa. Sì, di Villa Cidro, torniamo un po' al territorio, che è un territorio meraviglioso, perché comunque sia stiamo parlando di una zona molto bella, che peraltro, proprio perché è caratteristica come territorio, ha allevato triatleti, ha allevato ciclisti, mountain bike, ce ne sono veramente tanti. È un territorio che dà anche tanto, è generoso a livello anche di prodotti, a livello di genuinità, che forse però non si è mai posta l'obiettivo di diventare luogo turistico. Cioè, se tu vai a Villa Cidro scopri che malgrado in un determinato periodo ci fosse stato bisogno di magari un albergo per poter ospitare le squadre, oppure di un albergo per poter ospitare il premio De Sì, che va avanti da tantissimo tempo. Cioè, forse a Villa Cidro è mancata questa idea imprenditoriale del... Assolutamente sì, è una pecca per noi grandissima. Mi È spiace. l'ombra, il paese d'ombre. Sì, sì, un po', sotto questo profilo senza ombra di dubbio. Vedi, hai citato due cose importantissime, una molto bella e positiva come quella del premio De Sì, un premio di valore ormai nazionale e internazionale, bellissimo, seguitissimo, che purtroppo fa sorridere, cioè hai un premio del genere, hai delle montagne come quelle che abbiamo, quindi una potenzialità turistica enorme, e purtroppo non abbiamo una struttura ricettiva, cioè ne abbiamo solo una, che peraltro è una tempata di una splendida persona che ovviamente per ovvi motivi non ha più interesse a portarla avanti, però non abbiamo una struttura ricettiva come si deve, quindi quando anche devi ospitare delle persone le devi portare fuori, e quindi questa la dice lunga su una... non penso che sia un problema del paese, penso che non ci sia stata delle persone che avevano la facoltà economica anche di farlo, l'interesse a investire in quel settore, ed è un peccato perché di sicuro avrebbe potuto dare non solo tantissimo lavoro e dare ulteriore lustro a un paese che sotto il profilo paesaggistico e anche dell'importanza agroalimentare, tu hai citato delle cose, noi abbiamo veramente eccellenze nel settore degli agrumi,
eccellenze, abbiamo una ipereccellenza in storia dell'olio. Un'azienda, Villa Cidrese, vince da 3, 4, 5 anni consecutivamente l'olio migliore al mondo. Cioè, questo magari molti neanche lo sanno, perché non abbiamo quella capacità comunicativa, tornando a quello che dicevamo del marketing, quella capacità comunicativa di saper trasferire le bellezze e le importanze anche economiche del nostro settore, nonostante abbiamo, diciamo, per esempio a Villa Cidro l'imprenditore forse sardo più importante, non forse, in termini di fatturato di sicurezza, per Giovanni Muscas, che anche lui è cresciuta dal nulla, si può dire, perché molto bravo peraltro a valorizzare i prodotti locali. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché ha valorizzato tanto anche lui il territorio. Assolutamente, se si parla di Villa Cidro in tutto il territorio regionale e non solo. Io sono stato a Dubai in ferie, all'ingresso di Elite Italy a Dubai mi sono trovato una catasta di pelati Kaser, per dire, seppur la Kaser non l'ha inventata lui, quando lui l'ha presa faceva solo debiti e non aveva una caratura internazionale che lui ha avuto col suo ingegno e la capacità di portare. Quindi forse gli lancio signor Giovanni, ogni tanto capita di vederci, gli lancio una cosa, dovrebbe farlo lui, una struttura ricettiva, perché di sicuramente lui ne ha la forza e farebbe un qualcosa di molto bello per il paese che manca. Torniamo al calcio, adesso ti faccio snocciolare proprio negli anni della passione, così torniamo alla Villa Cidrese. L'allenatore, ne abbiamo già parlato, se devi pensare agli allenatori, chi è il numero uno? Diciamo per quello che ha vinto il mister Mereo, senza ombra di dubbio. Ho bellissimi ricordi anche di altri, io ricordo con... Faccio fare la formazione. Sì, mi metti in difficoltà. No, mi piace vedere, voglio vedere un po'. Perché poi tutti gli altri sanno che concorrono, però è molto bella questa cosa. Allora io ne ricordo tanti, per esempio un altro... No, cominciamo il mister Bernardo Mereo. Sì, sicuramente. Portiere. Portieri ne abbiamo proprio veri portieri. Io peraltro ero un portiere con le mie sorelle Giovanni. Portieri ne abbiamo avuto veramente tanti, tutti fortissimi. Se parlo in promozione, noi avevamo portieri come un Marco Pudu di Ezio, che poi ha fatto tantissimi anni di D e noi eravamo in quel momento in promozione. Abbiamo avuto parliamo dei sardi principalmente. Giuseppe Nioi di sicuro, indiscutibilmente, ha fatto tantissimi anni a Villa Cidro, un portiere importantissimo che ha fatto tanti anni di Serie C e che da noi ha vinto tanto e ha fatto tanto anche come dirigente dopo. Altri portieri che sicuramente hanno fatto la storia della Villa Cidrese, Marco, Giuseppe, gli ultimi sono stati Maurizio Floris, che ha vinto la Serie D, un ragazzo splendido, che, peraltro siamo proprio coetanei con Maurizio, capita anche di sentirci. Ne abbiamo avuto anche degli ottimi portieri a livello non sardi, come Di Muro, ricordo. Due difensori laterali, una a destra e una a sinistra. Dei difensori laterali. Allora, a sinistra sicuramente... anche perché tu andavi al calciomercato, quindi devi essere preparato. Sì. Diciamo che, guarda, devo dire, per esempio, Riccardo Ilario è stato un terzino sinistro molto importante, che quando è arrivato a Villa Cidro mi pare che venisse direttamente da Palermo. L'esperienza di Palermo, che poi lui aveva fatto prima l'Iglesias. Poi ha fatto Catanzaro, ha fatto tantissime realtà molto importanti nel programma nazionale, quindi Riccardo sicuramente a sinistra. Rossano dice che il più forte è Giuseppe Nioi. Ok, vedi. L'ho citato, mister, non mi puoi rimproverare. Sicuramente il più forte, uno di sicuro dei più forti, Giuseppe. Quindi a sinistra Riccardo Ilario, Riccardo, a destra. Ma a destra, sai, ti dico un nome che poi ha finito per fare, tu pensa quanto potesse essere forte, ha finito per fare l'attaccante in eccellenza sino a pochi anni fa, anche se ce ne sono tanti. Per esempio io ricordo Matteo Sanna, che era molto molto bravo, poi al secondo anno di D l'abbiamo venduto alla Sestrese dei fratelli
della Juve, Bonetti, sì, Ivano Bonetti, Ivano e Dario. Sì, Ivano e Dario Bonetti, che lo vendemmo a loro, poi rientrò, ma mi viene da dire Matteo Ted. Matteo era un bel motorino. Fortissimo. Matteo è arrivato in silenzio con una grande umiltà a fare la juniores nazionale con mister Antonio Prastaro, poi si fa male. Matteo Sanna. Matteo, vedi, anche lui, Rosso, anche lui l'ho dato. Quindi ti sta controllando a uomo. Mi stai marcando, cioè. Ho detto anche Matteo, ma anche Matteo Tede, perché Matteo, mi piace ricordarlo, a classe 85 è arrivato per fare la juniores da noi, poi all'improvviso si fa male un giocatore, mister Sibiglio, un altro mister che ricordo con possiamo dire Matteo Tede come Francesco Pisano? Sì, sono devo dire, anche molto simile come storia anche calcistica. Matteo avrebbe potuto fare tanto, rinunciò per l'amore a fare il ritiro col Perugia di Rossano però non anticipare perché poi lo condizioni. Lì a centrocampo siamo incasinati. Intanto andiamo invece che con il 4 con i due centrali, difensori centrali anche ce n'è uno. Ne abbiamo avuto una marea, veramente tanti. Di sicuro uno c'è scritto anche da poco, che è Pierluigi Porco. Pierluigi ha avuto una carriera incredibile, e quindi non posso che non metterlo tra i miei preferiti. Calcisticamente parlando, di sicuro è importante anche Cirina, ha fatto tantissimi anni da noi. Picchiato Simone. Rory, sì. Ma ne abbiamo avuto anche altri che picchiavano come Simone. Ma è vera la storia del pullman? Sì. Purtroppo sì. Lì c'era anche Biagio, Grasso, che Biagio è anche un ex Cagliari. Cioè erano saliti in due sul pullman a picchiare gli avversari. Sì, e tutti in silenzio, tutti seduti a obbedire. C'era Porco anche Rossano. Abbiamo detto. Anche se io voglio spezzare una lancia, perché ero un ragazzo, io ne ricordo uno veramente, a parte, ce ne sono anche altri due, uno che è in categoria non Serie D, per esempio Vittorio Corsini, bravo, un grandissimo centrale di difesa, e un altro è Marco Carta. Tutti e due molto Marco, davvero, io tutti e due fortissimi, veramente forti. Hanno vissuto anni di Villa Cilese diversi, anche se Marco ha fatto anche la D con noi. Due giocatori incredibili, quindi concordo, due giocatori molto forti che ci stanno bene abbiamo fatto la quaterna, dai. Fatto 4, sono tantissimi, ne sono passati adesso ci divertiamo, dobbiamo trovare. Cosa facciamo? 4 centrocampisti o 3 centrocampisti? Almeno 4. Facciamo un regista, dai, al centro. Anche se poi si è giocato di più il 4-4-2, mi pare, a Villacido. Ma sì, specialmente con Mister Mereo il 4-4-2. Siviglia alternava un 4-3-3. Facciamo il 4-4-2. Il 4-4-2 che sia più semplice. Sicuramente Mario Fadda, che da noi giocava a centrocampo, faceva l'esterno del centrocampo, sicuramente uno da mettere nei 4 indiscutibilmente. Abbiamo veramente avuto tanti, sono in difficoltà anche perché mi sono tutti amici, quindi non si offende a nessuno. Scusatemi, magari qualcuno non mi viene in mente. Ma Mancoso, Mancoso davanti non anticipare. Centrocampista Rossano ha citato il Russo, un giocatore importante che poi è andato a fare la Torres l'anno successivo, ma devo dire per esempio anche ho ricordi splendidi di un giocatore molto importante come anche Pietro Garau a centrocampo, veramente forte, di Sant'Antioco. Di Pietro di Sant'Antioco. Abbiamo avuto anche altri giocatori quali per esempio anche Oscar Lasagna, un centrocampista molto importante che è venuto qua, Nicola Ruggeri, per citarne un amico, un centrocampista importantissimo per noi. Matteo Righi. Davanti Matteo Righi ha fatto tanti gol. Matteo ne ha fatto veramente tanto, poi una persona davvero molto bella. Insomma, sono tanti, ci pensi bene, che c'è Daniele Bianchi, ce ne sono... Dani, degli anni, perché io poi mi abbiamo Bombaggi,
Bombaggi, Francesco non si può che non mettere, anche per quello che ha fatto a Villa Cidra e per quello che poi è riuscito a fare dopo, quindi Francesco, ma lo stesso Daniele, poi Daniele è veramente, io quando si dice che si deve mettere, c'è un aspetto sportivo e un aspetto umano, Daniele è proprio, aveva perfetto entrambe le cose, cioè, anche lui più o meno siamo coetanei, ha 2 anni in meno di me, quindi quando era a Villa Cidra eravamo, diciamo, quasi amici, perché chiaramente vivi le stesse esperienze, lui da calciatore, io in quel momento da dirigente, e quindi anche Daniele è splendido. È difficile, Vittorio, sai perché? Perché effettivamente siamo la squadra più longeva in Serie D della storia del calcio di Sardo, quindi nessuno aveva mai fatto, sì, nessuno, anche più del Seraggio. assolutamente sì, 10 anni consecutivi mai fatti nessuno, peraltro al decimo anno non retrocedendo, saremo in Lega Pro. Quindi valenza importante, siamo proprio della storia del calcio vesalano la più longeva, quindi immaginati, ne sono passati una marea, c'è qualcuno che ho conosciuto di più, qualcuno meno, ma per esempio in Serie D, anche in Vincenzo Manzo che ha vinto il campionato con noi in Serie D, ha fatto un ottimo campionato in Serie C e giocava proprio con Daniele, che allora era un giovane di serie. Ce ne sono veramente tanti, devo dire che è complicato. Tutti belle persone, ottimi giocatori. Lanzillotta, ce ne sono veramente tanti, è difficile. Un'esperienza negativa, che se non parliamo solamente di cose positive. Un'esperienza negativa a livello umano. Sì, anche. Allora, io... Anche senza fare il nome, ma citando l'episodio, dai. Sì, allora, devo dire, tu hai parlato, hai detto che nei momenti di difficoltà... allora, ne voglio dire una positiva, rara, molto rara, e una negativa. Quella negativa è che nei momenti di difficoltà ho visto delle persone che hanno fatto di tutto, uno o due in particolare, per dissuadere anche chi invece aveva delle sensazioni positive e che nel gruppo voleva aiutare la società. C'è la classica mela marcia, cioè quella che non si spiega il perché c'erano persone che ci volevano bene e che vedevano solo il resto del lato, erano persone che erano appena arrivate, che avevano avuto anche una storia calcistica molto molto importante. Io parlo principalmente della Lega Pro, perché diciamo che sono quelli più vicini, quelli che conosco meglio e quelli che sicuramente hanno caratterizzato i problemi più gravi per la nostra società. E devo dire che in campo un buon giocatore che ci aiutò a salvarci anche tramite playout il primo anno, e fuori una persona per la quale nutro totale disistima, che non meritava neanche tutti quei soldi che poi alla fine ha preso sino all'ultimo centesimo. Cioè, quando tu non parli solo per te, ma cerchi di dissuadere chiunque nel fare un buon gesto verso delle persone che vuole bene, sei una persona piccola, cioè, voglio dire, se poi anche tu non lo vuoi fare, Arriva, perché devi secondo dissuadere te? gli altri? Anche se fare il nome arriva? Ma può darsi, qualcuno che ha vissuto le storie sicuramente lo sa. La storia rara invece è positiva? Rara e positiva, fine stagione in Serie D, io ero ancora ragazzo, forse era il quarto, quinto anno di D, un ragazzo che poverino veri lì è una di quelle volte che siamo stati ingrati. Mi dispiace, però la gestione non era soltanto nostra in quel momento. Un ragazzo che, sai, a fine stagione arrivi il 21, 2 mesi di Italia, per le fine stagione, specialmente le squadre di D sono legate ai finanziamenti regionali, certo. quindi li aspetti. E questo ragazzo, ricordo, arrivò da mio padre e disse: Presidente, sai che ti dico, io all'ultima visita non la voglio. Sono stato talmente bene a Villa Cidro che gliela lascio presa. Non si preoccupi, mi piacerebbe restare a Villa Cidro, quindi gli chiedo di tenersela, non è un problema, mai nessuno, devo dire, non nessuno no, pochi l'avevano fatto, se la tenga, però vorrei restare a Villa Cidro, in realtà poi non rimase. Chi è? Per Possiamo dire scelte questo, si può dire? sì, era un centrocampista, adesso il nome
Biasi mi pare si chiamasse. Biasi? Sì, mi pare che si chiamasse Biasi, un centrocampista, sicuramente qui papà sarebbe stato più bravo di me. Sì, un ragazzo splendido, che peraltro poi ha fatto tantissimi NBD, e non avevo dubbi, perché le persone che hanno questo tipo di valore umano sono persone che poi anche nello sport sanno... Facciamo una carrellata di messaggi così possiamo magari rispondere in chiusura. Abbiamo visto tantissimi saluti di protagonisti. Tanto Alessandra che dice Martetti ammiro moltissimo. Simona. Un abbraccio a entrambi da parte di Mario. Grazie Mario. Giorgio, un tifoso, un dirigente splendido della nostra società. Tifoso. Non lo so, sicuramente un tifoso. Ancora Simona. Ecco, un carissimo amico, compaesano che ha sempre stimato e voluto bene. Ecco, questo è il padre di un giovane atleta nostro che adesso abbiamo dato in prestito, un super tifoso. Ecco un altro portiere, amico Fabio, che è stato con noi di eccellenza. Sei davvero un esempio in tutto quello che fai, dice Martina. Grazie Marti, troppo buono. Questi messaggi che non avevamo ancora visto, che non sono passati, io ti ringrazio Matteo. Grazie a voi. Starei a parlare ore e ore di tanto. personaggi, queste cose. Vuol dire che quando magari Siro sarà un po' più tranquillo, magari lo faremo con lui. Verrà, raccoglierà l'invito che gli dispiace non aver potuto raccogliere, ma di sicuro ci saranno altre occasioni, momenti un po' più tranquilli. No, ma sappi che comunque sia era mia intenzione invitare entrambi in 2 momenti diversi, quindi sei venuto prima tu perché mi piaceva l'idea della visione del figlio nei confronti del padre. Grazie. Quindi devo dire che per quanto mi riguarda è stata una scelta azzeccata, ritengo che sia venuto fuori veramente una bella puntata. Grazie di cuore, grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie, alla prossima.